Amici telespettatori, buonasera, ben trovati a questa nuova puntata di Per Sport, la prima puntata del 2021 e abbiamo colto l'occasione della prima puntata per parlare del primo evento sportivo di Vittorio Veneto in questo 2021. Per parlarne abbiamo ospite Aldo Zanetti. Buonasera Aldo. Buonasera. Eccoci, allora Aldo Zanetti uguale atletica leggera / triathlon, in questa stagione è atletica leggera e nella fattispecie la corsa campestre, perché domenica 24 gennaio, quindi domenica, si disputa all'Area Fender il 36esimo Cross della Vittoria. 36esimo vuol dire 36 anni che la corsa campestre arriva a Vittorio Veneto e generalmente apre proprio la stagione, anzi l'anno agonistico della città. È una gara che si disputa nonostante tutti i fermi delle manifestazioni sportive, perché è la prima fase regionale del campionato nazionale assoluto di società. Allora Aldo, avete deciso di fare, mettiamola così, non avete voluto rinunciare alla gara storica di Vittorio Veneto, ma non è una gara come gli anni scorsi, mettiamola così. Certamente sarà così. Noi abbiamo voluto assolutamente fare la richiesta, sinceramente e onestamente pensavamo anche che passasse il discorso giovanile al seguito. Purtroppo il protocollo della federazione è andato avanti come era stato impostato ancora alla prima ondata di questa pandemia, e quindi rimane solo valido per l'attività agonistica e quindi da allievi in su. Probabilmente nel frattempo aggiungeranno i cadetti, ma non sarà per la nostra gara, perché hanno inserito anche un campionato italiano cadetti, e quindi i cadetti avranno la possibilità probabilmente più avanti di fare una selezione regionale e poi di andare a una fase nazionale. Per il momento ci siamo dovuti accontentare, tra virgolette, di questa gara con le categorie allievi, junior e senior, con gli amatori che gareggeranno con i senior, ma non sarà la stessa festa degli altri anni ovviamente. Però sinceramente 36 anni di storia, diciamo che inizialmente era Beppi De Negri, l'uomo del Cross Città della Vittoria, seguito poi da San Giacomo. A San Giacomo, ricordate tutti qui vicino nell'area della piscina di San Giacomo del Sporting Club. Tennis, certo. Poi abbiamo cambiato tanti posti, poi siamo finiti all'area Fender, che ha trovato anche un'area, diciamo così, naturale, anche con un percorso molto impegnativo. Ormai ci conoscono non solo in tutto il Veneto, ma anche direi in tutta Italia per quanto riguarda la bellezza del nostro cross, anche perché è interamente visibile a chi è lì sul posto. Purtroppo quest'anno non ci sarà neanche chi è lì sul posto, perché è vietato il pubblico presente, e quindi saranno solo gli addetti ai lavori e gli atleti e noi volontari che assisteremo a questa manifestazione. Ecco perché abbiamo voluto anche continuare una breve tradizione che abbiamo iniziato a fare le dirette streaming, proprio perché quest'anno è veramente ancora più importante, che crediamo di dare un servizio sia alla federazione, ma soprattutto agli atleti, ai tecnici, agli allenatori che sono a casa, alle famiglie, perché possono assistere da casa a questo spettacolo, perché comunque sarà uno spettacolo. Quindi continuiamo la storia, 36 edizioni sono veramente tante, e assolutamente sarebbe stato da criminali interrompere questa storia. Allora Aldo, meno male che comunque si dà anche un segno allo sport che continua, perché cominciano ad esserci anche problemi, diciamo, psicologici anche per i tanti atleti che non riescono a praticare il proprio sport nel non poterlo praticare. Invece questo è un segnale positivo, un segnale di mondo che va avanti, nella speranza che insomma sta pandemia ci lasci un po' respirare. Ma volevo tornare un attimo indietro alla manifestazione. Abbiamo detto escluse le gare giovanili, quindi dagli allievi ai master. Non ci sarà la bella manifestazione promozionale che c'è sempre stata, la Corri Libero nei Prati, che coinvolgeva tante classi delle scuole elementari vittoriesi, ma non solo, avrete anche dal punto di vista gestionale e organizzativo un bel impegno, anche se abbiamo detto che il pubblico non c'è, poi parleremo della trasmissione televisiva appunto per permettere di seguire la gara,
ma avrete un bel impegno anche dal punto di vista del controllo, mascherine, febbre, eccetera, per gli atleti, no? Sì, c'è un protocollo abbastanza impegnativo da seguire. Noi già da domani mattina siamo in area Fender. La prima cosa che faremo è esporre degli avvisi dove l'area sarà interdetta a tutti domenica, perché ci sono tanti, per fortuna, che in quell'area ci vanno a passeggiare, anziani, badanti, bambini, famiglie intere, e purtroppo domenica non lo potranno fare. E quindi vogliamo avvisarli per tempo, perché vedo anche sabato che eravamo lì sul posto, c'era parecchia gente che passeggiava, e è diventato un po' il polmone di Vittorio Veneto, dove tantissimi lo cominciano a conoscere finalmente e vanno a farsi una bellissima passeggiata. Ci dispiace anche per questo, ma purtroppo non ce lo permetteranno di far accedere al pubblico, e quindi dobbiamo per forza avvisare prima, e comunque chi verrà sul posto quel giorno sarà rimandato indietro. C'è un unico ingresso, sarà bloccata via del Meril sia in entrata che in uscita come strada, e lì proprio non ci dovranno entrare nessuno. L'ingresso... Allora, Aldo, scusi se la interrompo, ma per quelli che non conoscono strettamente le strade, via del Merile è la stradina che da nord, cioè dal ponte sulla ferrovia, entra nel lato appunto la nord strada che va a San Lorenzo entra esatto. c'è la solo uscita di emergenza dei nostri mezzi, perché dobbiamo mantenere un senso unico nella circolazione dei mezzi che entrano, tipo l'ambulanza, i nostri mezzi e via di seguito, ma si entrerà tutti dalla parte di via San Gottardo, viale San Gottardo. Lì ci sarà il blocco all'ingresso proprio del cancello, dove verrà depositata l'autocertificazione, e sarà ripresa la temperatura a tutti quanti, atleti e accompagnatori, quelli che saranno gli addetti ai lavori, fin dal mattino, dalle 7 del mattino, perché nessuno potrà entrare se non ha passato questo controllo. Ovviamente daremo a tutti quanti un braccialetto di colori diversi tra atleti, dirigenti, giudici e volontari, in modo che tutti si possa capire al volo se c'è qualcuno che è sfuggito al nostro controllo, ma non dovrà essere così. Ovviamente gel a disposizione per igienizzarsi le mani, una raccomandazione che faremo, la mascherina addosso a tutti quanti, e ovviamente tutti i nostri volontari utilizzeranno i guanti, utilizzeranno le mascherine. La mascherina, tra l'altro, è scritto già nel programma, avete già visto anche voi, si dovrà indossare anche fino a 500 metri dopo la partenza per tutti gli atleti, poi potrà essere tenuta o sul braccio da qualche parte o gettata via negli appositi sacchetti di rifiuti che metteremo lungo il percorso, ma per 500 metri anche gli atleti dovranno correre con la mascherina addosso, oltre che tenerla sempre dopo la gara in qualsiasi posto che si trovano, alle premiazioni, negli spogliatoi, tende che allestiremo sul posto grazie agli alpini di Conegliano, al ristoro e da tutte le parti. Tutti dovranno mantenere la mascherina e anche il distanziamento sociale previsto. Aldo, immagino che ci sarà anche un servizio che restituisce o che dà una mascherina agli atleti a finita la corsa, perché non penso che la terranno sul braccio, penso che la butteranno. Ma qualcuno ci tiene a tenerla perché magari è la propria, così. Ok. Noi metteremo a disposizione delle mascherine all'arrivo per chi l'ha buttata via, e ovviamente o per chi l'ha persa, e quindi ci sarà a disposizione all'arrivo, subito dopo l'arrivo, chi distribuirà le mascherine. È stato anche inserito una nuova cosa, tipo il chip elettronico per il cronometraggio non sarà manipolato da nessun volontario, neanche dagli atleti stessi, perché sarà un chip a perdere, e quindi non ci sarà la raccolta di questi chip che comunque potevano essere veicolo di contagio. E causa di solito, causava insomma, o causerà in futuro, speriamo presto, un assembramento, anche perché per restituire il chip chiaramente gli atleti si ammassano. Ovviamente perché non prendano paura tutti quanti, che sul posto sapete benissimo, guardare a Fender non è che ci siano spogliatoi, docce, guardate, queste sono vietate, ma metteremo un servizio di acqua perlomeno all'esterno per potersi lavare. Faremo in modo anche di dare un minimo di supporto di ristoro, ovviamente tipo distribuzione a distanza, nel senso che uno arriva, fa un attimo di fila a distanza per prendersi il tè, e poi trasporto, diciamo, se lo porta via a parte e va a berlo da un'altra parte, non tutti attorno al tavolo del ristoro. Ma non potevamo non mettere questo tipo di servizio, perché lì non ci sono bar, non c'è nulla, e quindi dobbiamo dare un minimo di ristoro di questo tipo, sia agli atleti che ai giudici che ai lavoranti, e anche a quel poco pubblico tecnico, diciamo così, che ci sarà.
non ci sono bar e in compenso ci sarà freddo perché solitamente il Cross della Vittoria è caratterizzato per No, la stagione e per il assolutamente. posterno anche abbastanza freddo. Volevo dire, Aldo, c'è anche una questione complicativa per voi del fatto che non ci possono essere gare con tanti concorrenti contemporaneamente. Se ce ne sono tanti in una categoria dovete fare le batterie. Sì, diciamo che storicamente ormai i numeri si sono assestati per queste categorie che non superano i 50 partenti, tranne appunto la categoria seniores. Domani sera chiuderanno le iscrizioni, quindi mercoledì noi sapremo quanti saranno gli iscritti. Comunque i giudici hanno già predisposto massimo 50 partenze alla volta e le partenze sono predisposte seguendo il protocollo appunto, distanziati gli atleti sulla linea di partenza sia di lato che dietro di 1,5 metri, quindi si faranno delle file da 12 persone massimo, fronte partenza diciamo, e poi dietro di 1,5 metri un'altra fila da 12 persone, poi a 3 metri un'altra fila da 12 persone e così via. La partenza sarà data col classico colpo di pistola allo starter, ma adesso è da decidere, lo diceranno loro, se ogni 2 secondi parte una fila o ogni 3 o ogni 4 secondi, comunque il tempo finale sarà comunque quello giusto, ma sicuramente dovremo tener conto che è il tempo che conta più che la posizione in gara, perché quello che è partito in quinta fila magari può aver recuperato anche 4, 5, 6, 10 secondi e arrivare magari secondo, ma è primo. Tecnicamente è primo perché il primo è partito magari nella prima fila e è rimasto davanti, ma ci ha messo più tempo di quello che è partito in quinta fila. Certo. Nelle maratone la partenza con le cosiddette gabbie è un classico, una norma, diciamo. Nel cross non l'avevo mai visto, almeno qui a Vittorio Veneto. La domanda è, partono casualmente o per primi partono quelli più forti, cosiddetti, e a seguire gli altri? Perché non ci sono tempi di qualifica come nella maratona. Esatto, ci siamo presi del tempo, qui non è così semplice, ci siamo appunto presi del tempo chiudendo l'iscrizione al martedì piuttosto che al giovedì come normalmente succedeva in passato, proprio per dare il tempo al giudice di gara e al delegato tecnico di andare a verificare sia le classifiche dei cross dell'anno scorso, sia le classifiche dei metri 10.000, dei metri 5.000, della mezza maratona e della maratona, per individuare la qualità degli atleti, in modo da decidere che nella prima batteria corrono già quelli più titolati, più forti, e nella prima diciamo linea di partenza ci siano i più forti e così via, e nella seconda batteria ci finiscono magari gli amatori che si sono iscritti, che sicuramente credo saranno parecchi, anche se non è una loro distanza usuale quella dei 10 km, perché normalmente fanno i 6 km, ma sicuramente già tanti mi hanno chiesto di partecipare e ovviamente non li possiamo far partire assieme agli atleti più forti che magari hanno 15 minuti nei 5.000 e quindi ci è voluto del tempo, ci vorrà del tempo per predisporre le serie, ma domenica mattina saranno già decise le 2 o le 3 serie e comunque anche la predisposizione delle file. Aldo, le iscrizioni come abbiamo detto non sono ancora chiuse, e quindi non le chiedo nomi, ma ci sarà qualche atleta anche di spicco oppure tra la stagione e tutto il resto non è previsto qualche nome importante? Ma io credo che con la voglia di correre che ci sarà, i veriti ci saranno tutti e quindi anche probabilmente qualcuno delle Fiamme Oro, che sono di solito normalmente più titolati, potrebbe essere della partita. Non ho idea in questo momento perché purtroppo qualcuno ha fatto anche scelte diverse, ha scelto magari di preparare i 3.000 indoor che ci sono in contemporanea anche delle gare indoor, proprio perché più facili da preparare magari. Ma non è detto, io credo che comunque tecnicamente sicuramente verrà fuori una bella manifestazione e valida, anche perché ci sarà solo questa e un'altra manifestazione poi per qualificarsi per i campionati italiani. Quindi chi veramente ci tiene a essere presente ai campionati italiani dovrà schierare tutta la squadra immaginabile possibile che ha a disposizione, dal più forte al più debole, per fare punti. Ecco, e dal punto di vista strettamente numerico, gli anni scorsi si andava, era un altro mondo, ma insomma si arrivava a oltre i 1.300, 1.400, mi pare circa concorrenti. Qua saranno completamente numeri diversi, ma quanti atleti saranno previsti più o meno? Io presumo che si arriverà intorno ai 300 atleti, non credo di più, perché mancando le masse dei ragazzini
che facevano 200 alla volta, sia i ragazzi che le ragazze, che i cadetti che le cadette, 180, 200, e si era arrivati quasi a 1500 iscritti l'anno scorso, e poi i master, che però nelle loro distanze, cioè le donne nei 4.000 e i maschi nei 6.000, ovviamente facevano altri numeri. Credo che comunque si arriverà intorno a quella cifra, sui 300 iscritti, immagino. Ma come mai Aldo hanno costretto i master a correre su distanze da senior? Ma perché di fatto sono senior, infatti la categoria si chiama senior master. Chi ha bisogno di fare punti, magari c'è anche qualche master 45enne che corre ancora forte, che corre forte, e può tornare utile per la squadra, e quindi hanno dato la possibilità alle squadre di schierare tutti, sia i senior master, ovviamente però sulla distanza dei senior. Ho capito. Allora abbiamo parlato di distanze, volevo in sintesi anche descrivere un po' il percorso per quel che può essere di interesse. Ovviamente non stiamo parlando di una maratona, una mezza maratona che parla di vie eccetera, ma è dell'area Fendel. Ma una novità c'è, cioè la partenza e arrivo sono spostate a nord, di solito sono sempre più vicine alla casa, diciamo. Esatto, invece sono spostate verso il cancello di uscita via del Meril, come si diceva prima. Perché questo? Perché la partenza abbiamo pensato di allungarla il più possibile, in modo da non creare contatti nella prima curva, che immaginate che dentro l'area Fender è un serpentone con delle curve, delle S a destra e a sinistra che si fanno normalmente, per poter evitare appunto che nella prima curva si trovassero le 30-40 persone, nonostante che partissero separate, tutti insieme nella prima curva. Quindi andando in salita e allungando la partenza, andremo praticamente a partire lasciandoci la ferrovia alle spalle fino all'inizio della salita che porta sul pianoro che c'è subito sotto l'inizio del bosco, e da lì ci sarà la prima vera e propria curva che girerà a sinistra per fare una specie di U, per poi ritornare in basso all'interno riattraversando il sentiero asfaltato, per poi riprendere i percorsi normali, diciamo, che si facevano negli altri anni. In questo modo evitiamo che gli atleti si uniscano tutti insieme, e quindi abbiamo cercato di facilitare anche questo. Sicuramente disturberà questo, perché una bella salita così lunga è impegnativa, farla 10 volte, perché poi abbiamo optato per un percorso proprio da 1.000 metri per tutti quanti, quindi i senior lo dovranno ripetere 10 volte, quindi sarà veramente tecnicamente una gara molto ma molto valida. Ecco, le volevo chiedere proprio questo, dal punto di vista tecnico, dov'è il punto critico? È proprio questa grande salita dritta iniziale? Sì, questo perché poi, vabbè, se ci sarà fango, perché purtroppo ho visto le previsioni del tempo, giovedì e venerdì dovrebbe piovere, quindi però sabato e domenica è previsto bel tempo, ma sicuramente il percorso, il terreno sarà allentato, e quindi diventa già è la vera campestre questa, c'è poco da fare. Oltre a questa salita ci saranno le curve nel fango, anche in discesa, che bisogna stare attenti a non cadere, e poi comunque si sprofonda nell'erba, non è che ci sia un fondo molto, molto duro. Quando è allentato quel percorso lì diventa veramente impegnativo alla Fender. Ormai gli atleti la conoscono veramente per la vera campestre, questo si dice in Veneto di noi e della nostra gara. Quando si scende giù verso, diciamo, il piano di nuovo c'è anche un saltino lì che quando comincia a essere infangoso, quello è impegnativo. Mi dica una cosa Aldo, 1.000 metri è una scelta che ha detto avete fatto un unico giro, è una scelta diciamo organizzativamente più semplice, o c'è una scelta, una decisione anche diciamo tecnica alle spalle di questa? Non è più semplice, perché siamo abituati a mettere giù tanti paletti e tante fiducie in passato che non finiva più, ma proprio per avere meno curve, meno tornanti. Okay. E quindi con questo discorso i 1.000 metri se ne eliminano almeno 2 tornanti. Questo facilita ovviamente la scorrevolezza, ma anche facilita che non ci siano troppi atleti vicini nelle curve, che di fatto rallentano per affrontare la curva. Certo. Aldo, allora abbiamo detto che nei 36 anni di storia del cross della Vittoria avevamo cominciato a San Giacomo, poi ci si è spostati, si è arrivati in questa splendida
location, però non le nego che quando avevo sentito parlare che il comune sarebbe entrato in possesso dell'aerocampo di San Giacomo, avevo pensato, non per quest'anno, ma che in un futuro potesse essere sede di un bel cross, un grande spazio così di terra. Io credo che lo potrà diventare. Io avevo previsto anche già per quest'anno, mi ero allertato, perché se ci davano la manifestazione intera, le 1500 persone, detto fra di noi in questo periodo, con più altre 1500 di pubblico all'interno dell'area Fender, potrebbe veramente essere diventato un problema. Io ricordo il piazzale pieno di gente l'anno scorso davanti al palco, quindi insomma non è proprio il massimo per un momento difficile come questo. Abbiamo fatto il sopralluogo, purtroppo mancano tutte le infrastrutture, lì all'aerocampo non c'è più la corrente, non c'è più l'acqua e quindi andavano fatti anche questi servizi, poi bisognava comunque intervenire nelle strutture pericolose, che ci poteva essere qualcosa da tenere a bada, nel senso si poteva anche fare soltanto con delle transenne da cantiere per isolare i fabbricati che non si possono avvicinare. Poi si doveva pensare a rendere un po' più difficile il percorso, perché lì è piatto, piattissimo, dove atterravano gli elicotteri e le cicogne, una volta le chiamavano così, è tutto piatto, quindi bisognava rendere un po' più difficile. Sicuramente lì la partenza dell'area Fender poteva diventare veramente di 50 persone in linea davanti, senza grande difficoltà, ma lo teneremo presente per il futuro, perché potrebbe essere veramente un'area da sfruttare. Lo sarebbe già da adesso finalmente, perché qualcuno, ho sentito, non mi ricordo più chi per TV, che parlavano di finalmente la riscoperta della palestra all'aperto. Questa è una palestra naturale, come può essere il parco Fender, come può essere la pista di atletica. La pista di atletica ancora di più, basta chiudere il cancello quando sei dentro e hai tutto a disposizione per stare all'aperto, distanziato anche a migliaia di persone, volendo. Figuriamoci l'aerocampo, potrebbe essere ampiamente sfruttato per di tutto e di più, soprattutto in questi momenti veramente all'aperto, per correre, ma anche per fermarsi e per fare esercitazioni, anche mettendo degli ostacoli, qualche attrezzatura per fare un po' di lavoro per le braccia, per il busto, e quindi si potrebbero fare veramente tante cose a quell'interno. È un interno chiuso, perché ci sono due entrate e le puoi facilmente controllare, un'entrata e un'uscita, e sarebbe veramente una cosa fantastica. Oltretutto è anche molto vicino, diciamo, ai servizi, perché vicino a una statale, vicino all'autostrada, cioè sarebbe davvero... Parcheggi anche esterni, ti dico, domenica mattina per esempio, ieri, noi abbiamo fatto un test di corsa qui in zona industriale. Alla domenica in zona industriale non c'è nessuno, avevamo quasi 40 atleti, abbiamo fatto tutte le nostre belle cose in sicurezza, sui metri 1000, sui 2000, sui 4000 e sui 6000. C'erano i nostri ragazzi, quelli di Conegliano, quelli che si potevano muovere perché lo prevede il protocollo, che sono agonisti, e per fortuna noi, essendo iscritti anche al triathlon, gli agonisti partono dalla categoria ragazzi, quindi abbiamo coinvolto anche i ragazzi cadetti, e sono cose che si possono fare tranquillamente, ancora di più se si potessero fare in uno spazio addirittura chiuso, dove non c'è neanche la possibilità che ci sia una macchina che entri, perché non possono entrare, mentre qua in zona industriale magari qualche titolare di qualche azienda è passato, ma non abbiamo disturbato nessuno e non è stato disturbato. Senta Aldo, secondo lei, adesso dopo chiudiamo il discorso aerocampo, ma ci si può pensare per i prossimi anni, adesso speriamo senza vincoli di Covid, a farci qualche manifestazione di altissimo livello? Dico, un campione italiano potrebbe arrivare. Beh, oddio, ci vorrebbero ancora anche spazi all'esterno, che ormai non ce ne sono più, mi sembra di capire lì, perché c'è un vigneto, ma non c'è tanta roba da poter sfruttare. Si potrebbe fare magari giovanile, però dobbiamo veramente doverlo un attimino, diciamo, manomettere, tra virgolette, nel senso che dobbiamo fare delle buche, delle colline, come è stato fatto una volta nel campo di Treviso della Ghirada, quando siamo riusciti a portare i campionati italiani in quel posto, che abbiamo fatto una collinetta, due dossi, me lo ricordo ancora bene. C'era il presidente provinciale Borsoi a quel tempo, io ho seguito anch'io i lavori assieme al povero compianto Ivo Merlo,
è stato fatto un percorso di gara veramente importante anche lì. Qui le dimensioni sono un po' più ridotte, ma si potrebbe fare un bellissimo campo gara, soprattutto per le categorie giovanili. Bene, bene. Allora aspettiamo, aspettiamo qualche grande evento anche lì. Ci avviciniamo alla conclusione. Aldo, volevo dire il programma della gara di domenica. Allora alle 9 ci sarà il ritrovo, anzi, a partire dalle 7 l'accesso all'area Fender, come detto, con misurazione della temperatura, eccetera, quindi un po' diluito nel tempo. Alle 9 formalmente il ritrovo di giurie concorrenti, alle 10 la gara delle allieve su 4 km, quindi 4 giri, alle 10.30 gli allievi 5 km, 5 giri, alle 11.10 juniores femminile 5 km, alle 11.50 juniores maschili assieme a promesse seniores e master femminili. Sì, sempre che i limiti lo permettano, in questo caso. Esatto, infatti stavo dicendo, qui avete previsto una batteria, ma sì, vedremo se basta. A seguire 12.40, penso che a questo punto i tempi potrebbero cambiare a seconda delle batterie. Prima serie per la categoria promesse senior e master maschili, e qui si va sui 10 km, quindi 10 giri, e alle 13.30 è la seconda serie di sempre promesse seniores e master maschili. Alla fine, mi pare di aver capito, alla fine di ogni gara ci saranno le premiazioni solo per i primi all'interno del Palafendel, è giusto così? Sì. Ecco, e tutto questo, non l'ho detto nel programma, lo dico adesso, sarà seguito, abbiamo detto prima, ma a partire dalle 9.45 dalla nostra diretta sulla Tenda TV. Chi ci sta seguendo già lo sa, ma insomma, magari chi ci capita per sbaglio o per la prima volta, diciamo che la diretta sarà trasmessa a Vittorio Veneto sul digitale terrestre al canale 112, mentre contemporaneamente in tutta la parte del globo, diciamo così, in streaming contemporaneo sul sito della Tenda TV e sui suoi canali YouTube e Facebook, quindi davvero sarà possibile seguire la gara dappertutto. Allora Aldo, l'ultima domanda, se non abbiamo dimenticato qualcosa. Volevo aggiungere una cosa prima dell'ultima domanda, visto che hai parlato delle premiazioni che prima non ne avevamo accennato. Sì, ci sarà messo a disposizione dalla consulta il Palafender sia per voi che farete la diretta che per la segreteria e anche per le premiazioni, che ovviamente saranno blindate perché soltanto 3 atleti e pochi intimi per le premiazioni. Volevo dirti che un nostro sponsor storico, che è l'Anificio Bottoli, con Roberto Bottoli titolare, ci ha voluto regalare proprio per questa occasione, per le premiazioni, non so se avete sentito parlare di quello che ha messo in commercio ultimamente, le coperte antibatteriche. Sì, col filamento di rame, mi pare. Esatto, e ci regalerà queste coperte per darle in premiazione agli atleti. Vabbè, è una bella cosa, anche perché è una cosa oltre che innovativa anche di valore, quindi bene, complimenti a Roberto Bottoli. Allora, abbiamo parlato di sponsor, il vostro nuovo amministratore Gazzola è uno sportivo, è stato campione italiano di canottaggio, sarà con noi domenica. Speriamo, lo incastriamo dicendolo. Speriamo che riesca a liberarsi dai suoi 1000 impegni e io spero di sì. Bene, dai, chissà che sia così. Allora, l'ultima domanda, Aldo, voleva essere, guardando al futuro di questa stagione, come Silca Ultralight di solito organizzate decine di eventi agonistici ogni anno, quest'anno si comincia col cross in questa situazione così complicata, avete già altri appuntamenti già fatti in calendario o è ancora in alto mare? No, ne abbiamo tanti a dire la verità in calendario, però dare date con certezza in questo momento non me la sento. Parliamo del prossimo evento, sicuramente si farà, che sarà un evento un po' particolare, che è quello della fase, anche questa nazionale, invernale lanci di qualificazione per la finale, che si farà a Conegliano in un'unica giornata il 14 di febbraio. È una fase che normalmente veniva fatta il sabato e la domenica, ma visto che a Conegliano abbiamo la pista nuova dove si può lanciare il giavellotto e all'esterno il campo lanci, il campo numero 3, dove si può lanciare disco e martello, possiamo radunare il tutto in un'unica giornata con, diciamo così, un abbattimento di costi non indifferente, medico, ambulanza, 2 giorni, invece così si fa in uno e via di seguito. Ecco, questo sarà il 14 di febbraio. Poi la data storica nostra è quella della maratona di marzo, che tutti ormai incominciano a chiederci: ma non avete ancora aperto le iscrizioni?
le abbiamo tenute bloccate apposta per non illuderci noi e non illudere soprattutto i nostri atleti maratoneti, perché purtroppo non ne siamo certi di poterla fare, perché con questa situazione che c'è non è così garantito che si possa far svolgere una manifestazione con 2-3 mila partecipanti, e fare una manifestazione per pochi intimi non è nel nostro stile e non ce lo possiamo neanche permettere, perché costerebbe comunque molto, ma far partire 200-300 atleti non ce la sentiamo, e quindi è ancora lì. Adesso dobbiamo aspettare, anche in accordo con la federazione, di decidere sul da farsi, ma intanto non illudiamo nessuno, non vogliamo aprire le iscrizioni proprio per questo motivo, perché sarebbe un po' prenderci in giro noi e anche i nostri atleti. Purtroppo è comprensibile da tutti, è molto a rischio, chiaro. Non c'è niente da fare, ma ce ne saranno altre. Una su tutti, parlando di atletica, senza toccare quello che faremo con il triathlon, magari avremo un'occasione un'altra volta di parlarne. Certo. Sarà quella data importantissima, che è la gara per società più importante d'Italia, che si svolgerà in quel di Caorle, a uno stadio nuovo a 8 corsie, il 12 e il 13 giugno, che è la finale oro del campionato italiano di società maschile e femminile, dove gareggeranno le migliori 12 squadre maschili e le migliori 12 squadre femminili. Hanno dato a noi, il Comune di Caorle, l'incarico di organizzare questa manifestazione, l'abbiamo presa ben volentieri, visto il rapporto che si è creato con il mondo del triathlon, con Caorle, e speriamo di fare veramente un grande evento. Non ha citato lo Junior Meeting del 25 aprile? Non ho citato lo Junior Meeting perché il 25 aprile quest'anno cade di domenica. Ok. È volontà dell'Atletica Silca Conegliano di farlo sicuramente, magari potrebbe diventare l'occasione di inaugurazione ufficiale della pista rinnovata interamente, fatta per bene, ma c'è ancora un punto di domanda che dobbiamo chiarire sicuramente con la federazione, in questo caso provinciale e regionale, perché i sabati e domeniche sono un po' sacri per l'atletica, perché sono tutti i campionati di società e via di seguito. Bisogna capire se potrà essere fatta, oppure se ci danno una manifestazione da mettere insieme valida per il campionato, però io credo che il 25 aprile rimanga comunque una data da dove faremo una manifestazione sicuramente in quel di Conegliano. Se no, giusto per non sprecare la grande idea di questi giovani che si mettono dall'altra parte del banco e organizzano il meeting, al limite ne organizzate uno magari un po' più piccolo in notturna, che non sarebbe male. Sì, ma in altra data però bisogna andare fuori dal 25. No, certo. È una data storica per noi, perché cadeva questo sì. Non sempre di sabato e domenica, non sempre durante la settimana, poche volte di sabato e domenica. Io credo che sia la prima volta che mi capita in tutti questi anni che cade di domenica, ma ovviamente negli anni può cadere anche di domenica il 25 aprile. Esatto. Quindi è una tradizione che vogliamo assolutamente continuare, quella dell'esperienza che facciamo fare ai nostri ragazzini nell'organizzazione. Ovviamente, se quella data doveva essere valida per i campionati, che ne so, di società giovanili provinciali, dovranno comunque gareggiare invece che organizzare. Certo. Va bene, allora Aldo, io la ringrazio, in conclusione di questa puntata volevo dare l'appuntamento ai nostri amici telespettatori, ovviamente ribadendo, purtroppo non potranno essere presenti sul posto perché le norme anti-Covid impediscono l'accesso al pubblico, ma domenica 24 gennaio all'area Fendel si disputa il 36esimo Cross Città della Vittoria. Sarà solo per le categorie assolute, cioè da allievi, juniores, promesse e senior, diciamo compresi i master. Organizza la Silca Ultralight Vittorio Veneto, di cui abbiamo avuto ospite il presidente Aldo Zanetti, in collaborazione con Treviso Marathon, di cui Aldo è sempre comunque massimo dirigente. Non sarà possibile essere presenti, ma ci saranno le nostre telecamere, quindi sarà possibile seguirla in streaming dappertutto, o addirittura in televisione a Vittorio Veneto. Aldo, non resta che incrociare le dita, soprattutto per il meteo. Grazie a voi e arrivederci a domenica. Grazie Aldo, grazie, e salutiamo ovviamente e ringraziamo tutti i nostri telespettatori.